Governatore Fedriga, la visita oggi del sottosegretario Giorgetti al porto di Trieste, la consapevolezza e la presa d'atto che il porto ha i vertici nazionali per traffici e ha grandi margini di sviluppo. Sì, e oltretutto l'attenzione che il governo riversa sul porto di Trieste, perché c'è la piena consapevolezza che Trieste rappresenta capacità di competizione a livello internazionale e quindi aiutare Trieste vuol dire aiutare l'intero paese. Su questo noi ci crediamo molto e vogliamo sviluppare tutte le potenzialità sia in termini infrastrutturali che in termini fiscali per far sì che Trieste possa veramente diventare un competitor dei porti del Nord Europa. Presidente, in particolare le cifre sull'occupazione, 350 nuovi assunti sulle attività portuali. Questa è la prova che è una concreta possibilità di sviluppo e che può dare il porto di Trieste alla città ma anche alla regione. Sì, la voglio vedere come intanto un primo momento di espansione delle opportunità occupazionali e oltretutto dopo quello che abbiamo fatto a Monfalcone per quanto riguarda la filiera della navalmeccanica, mi piacerebbe fare un progetto simile anche in collaborazione col Porto di Trieste affinché le persone che vivono la crisi occupazionale possano trovare un percorso di inserimento lavorativo anche sfruttando le potenzialità del porto con la regione che ci mette la parte formativa e quindi possiamo creare un sistema di ammortizzatore sociale virtuoso dove non si danno semplicemente dei soldi ma si ridà la dignità del lavoro. Sottosegretario Giorgetti, la visita al porto di Trieste, le performance a livello nazionale per traffici e grandi possibilità di sviluppo anche in virtù dei punti franchi. Sì, devo dire che è incredibile il trend di crescita del porto qui, primo porto italiano, in tanti non lo sanno perché pensano che sia Genova, invece Trieste soprattutto sono importanti le prospettive di sviluppo perché non ci si ferma qua, in particolare la connessione col trasporto ferroviario mi sembra un punto forte e quindi naturalmente l'attenzione del governo in collegamento con la Regione, naturalmente col Presidente Fedriga, sarà tesa ad assicurare che queste potenzialità possano essere dispiegate pienamente nell'interesse di Trieste e di tutto Friuli Venezia Giulia. In particolare i punti franchi dove si possono lavorare le merci con esenzione fiscale. Ma questo è importante perché ovviamente, come è stato ben spiegato oggi, la concorrenza non è una concorrenza italiana per il porto di Trieste, la concorrenza è con chi magari qui vicino può godere di situazioni che derivano dal passato, da una forma di controllo direttamente pubblica di fatto, che fa una concorrenza, non dico sleale, ma una concorrenza agguerrita. Quindi noi dobbiamo attrezzarci per poter reggere questa concorrenza e batterla.